Ok, ripartiamo, andiamo a prendere Giovanni. Ah, gli amici qua col camper come quello di Riccardo, gli è da Vicenza, pensati. E adesso andiamo a recuperare il Giovanni, che quel tonto si è perso a 5 km da qua. E allora, per non ritornare dentro in autostrada, si è fermato in un parcheggio e si è perso tutto sto bellissimo splendore. Ma adesso andiamo. Randaggi anche qua, Fufi sta attento. Minchia, un altro pedaggio! Oh, e sempre chi domanda Sky? Cazzo, come fate ad essere in crisi? Veramente, non capisco! Porca puttana, Sise Cancari, tieni conto che un mezzo, come ti ho detto prima, più alto di 2,70 m, paga più del doppio. Porca puttana, che a volte a Padiese Sky, vedi avercelo troppo... no, lungo no, però troppo alto. Porca troia, vedi, ho preso male la rincorsa e adesso sta salita, devo farmela in quarta, non c'è modo di metterla quinta. Occhio al vento in camper, quando ti trovi su nelle montagne, quando passi quei mega punti della morte. Porca troia, che scaga! Cazzo, ti sposta proprio, porca miseria! Non so se siamo in Albania, sinceramente non so se dalla Grecia all'Albania c'è il confine. No, piccola sostina, e quindi dove sostino oggi? Sbam! AK! Ah, bello! Ma aspetta! Ara, andiamo a fare due foto là. Nel mare lungo Corfù, che te lo dico a fu. Ma che bello, che splendore un po' splendente. Ah, c'è anche la pista ciclabile, nice. E io qui mi sono fermato per pinciarci due foto. La sosta foto ti è stata gentilmente offerta da Yogoumenica. Cazzo, mi sono già dimenticato. No, sì, dai, Yogoumenica. È simpatica da vedere anche quella cesetta là, no? Ma sa che sei qua? Dai! Perché per quello avevo anche la casa sotto la chiesa, ma vedi le porte, sono chiuse, quindi evitiamoci già il passaggio. Guarda qua, vedi anche qua tutti in moto senza casco. Ma è una roba incredibile. C'era un po' di gnocca, no? Prima, un po' di toppa locale. È che mi stavo guardando, cosa faccio? Gli accendo la macchinetta e gli faccio il video? No, è troppo sgamo. Se le stradine fossero tutte così, sia fatta la felicità di Singano, porca miseria. Ok, questo è il confine della Grecia. L'assicurazione per l'Albania io ce l'ho già con Vittoria Assicurazioni. Giovanni invece va a farla appena dopo, quando c'è il confine dell'Albania. Eccoci qua, questo è il confine con l'Albania. No, non vedo Pula, sì, non vedo tutta la roba che c'era in Serbia, che posti là, con i Mitra, i Kalashnikov e tutto quanto. E benvenuto in Albania e Singano! Buono cazzo, guarda. No, non si vede, ma andiamo dopo. Ah, ecco, occhio Italia. Allora, Giovanni, che ha fatto l'assicurazione, doveva fare l'assicurazione qui al casello, non accettano bancomat e carte di credito. Attenzione, portate via contanti. Quant'è? 49 hai detto? 49. Sì. 49. E adesso lo porto a un distributore a cambiare e dopo ritorniamo qua. Là sulle Alpi, sugli Appennini. Oh, guarda là un cimitero albanese, come chi si è fatti. Ecco, questo è il distributore che dice la tipa, è a 3 km dal confine, non puoi sbagliare strada perché è strada obbligatoria. E niente, dice che loro sanno già, che gli mandano già clienti a fare sta roba. Quindi vai qui col bancomat e loro ti cambiano in cash. E ripartiamo! Allora, è vero che in Albania ci sono i tombini aperti, però sono nel bordo della strada, non in mezzo alla strada, hai capito?
bello, non guardarmi così, che hai tu hai paline. Non mi ricordo se te l'ho detto, qua nel paese delle Mercedes le luci vanno tenute sempre accese H24, perdona il rumore sotto, ma c'ho il finestrino aperto che fa caldo, bello, bello, qua che panorami, cazzo, wow! No, ma curati le montagne a destra se non sono da foto, guarda che roba, incredible! Oddio, mi tiene sto cazzo di ponte. Boh, proviamo, speriamo, vai veloci. Sì, dai, ha tenuto. Spostami qua. Bravo. Sti ponticelli, sì, tranquilli. Se passiamo, cazzo, anche qua era bello mettersi. Oh, Italia, mamma mia, l'esperienza più assurda di tutta la mia vita, adesso te lo racconto. Cioè no, più assurda di tutta la mia vita no, ma la strada che abbiamo fatto senz'altro sì, cazzo, su quella qua che tremo. Allora, vedi sta macchina qua, targata AA935 FM. Questi qua praticamente erano dei poliziotti in divisa che ci hanno visto su in centro, ci hanno detto sì, parcheggiate dove volete, potete dormire. E niente, noi gli abbiamo spiegato un po' che volevamo vedere il mare, però col cazzo che volevamo fare salite, perché gli ho spiegato abbiamo dei camper vecchi, non potenti, eccetera eccetera. Oh, guarda che abbiamo anche il rubinetto magari aperto. E si vede che hanno capito male, probabilmente hanno capito che volevamo fare le discese. Una strada, ragazzo, estrema. La vedrai al ritorno, farò il video al ritorno. Una roba pazzesca, indescrivibile. Cazzo è qua? Sbaraccopoli, una cesetta verta. Giovanni vorrebbe venire qua in camper, vedi? Ecco, per capirci. No, io no, basta. Ho dato. Vengo qua, che mare. Buongiorno Italia.